Stiamo valutando alcuni aspetti amministrativi perché non conoscevamo il lavoro che la dottoressa appunto faceva presso una cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza e quindi vogliamo verificare se l'attività che fa presso di noi come medico di medicina generale è compatibile con quello che faceva appunto, che sta facendo, che faceva, non lo so adesso di preciso come sia il rapporto con la cooperativa nell'ambito dei servizi di urgenza ed emergenza. Spiega così il commissario dell'ULSS Dolomiti Giuseppe Dalbene la decisione di avviare una indagine interna sulla posizione della dottoressa Anna Maria Lamanna, 62 anni, che in provincia presta servizio come medico di base con ambulatorio asedico in via Giardini. La direzione dell'azienda sanitaria di Belluno ha appreso solo dai giornali che la professionista operava anche nell'urgenza ed emergenza in virtù di un contratto a gettone con la cooperativa bolognese CMP di Granarolo che svolge attività per conto dell'ULSS padovana. Anna Maria Lamanna è indagata dalla Procura di Padova per rifiuto d'atti d'ufficio, interruzione di servizio di pubblica necessità e cooperazione in omicidio colposo per la morte di Eleonora Chinello, 14 anni, di Sant'Angelo di Piove di Sacco, investita da un'auto mentre andava in bicicletta a prendere l'autobus. Attualmente sospesa dalla cooperativa CMP, la dottoressa Lamanna oggi non era in ambulatorio per la concomitanza di un importante convegno sulla sanità in montagna organizzato dall'ULSS ad Agordo. L'indagine, avviata dalla direzione generale dell'azienda sanitaria bellunese, è volta ad accertare eventuali incompatibilità di ruoli in capo a Lamanna. Se emerge una incompatibilità tra l'attività del medico di medicina generale e l'attività presso una cooperativa, è chiaro che dovremmo sviluppare un percorso, un procedimento che appunto porti a, come dire, ai risultati che appunto via via matureranno. E quindi questo che faremo. La dottoressa presta servizio nel bellunese come medico di medicina generale dal 2021. Abbiamo apprezzamenti nei suoi confronti, abbiamo alcune segnalazioni nei suoi confronti, ma cose direi così molto normali, insomma, no? Nel senso dell'attività che un medico di medicina generale fa. Quindi ci ha sempre dato un servizio che finora non ci ha dato problemi particolari.